Cari telespettatori, ben ritornati e come di consueto abbiamo l'appuntamento con lo SPI-CGIL, quest'oggi anche con la CGIL, per parlare delle questioni degli anziani e per parlare anche delle questioni relative ai lavoratori. Un tema molto importante che affronteremo quest'oggi è quello delle case di riposo. Purtroppo sono state intaccate, tra virgolette, dal virus. Purtroppo ci sono situazioni molto delicate, molto difficili da affrontare per gli anziani che sono ricoverati, di conseguenza per le famiglie di questi anziani che sono in grandissima apprensione e, non da ultimo, per i lavoratori che sono coinvolti, che si trovano in difficoltà operative, in difficoltà anche con i supporti che possono essere necessari in questi casi, insomma tanti problemi. E quindi per affrontare queste questioni i nostri ospiti ve li presento subito, collegati da remoto. Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI-CGIL del Veneto, ben arrivata, eccola qui. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Ben arrivata. Cristian Ferrari, segretario generale CGIL del Veneto, ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Perfetto. Allora, io incomincerei subito con la questione delle case di riposo, quindi con la segretaria Di Gregorio, perché ha diversi aspetti e risvolti molto interessanti. Ci sono state purtroppo anche nella nostra regione, ho segnalazioni un po' da tutta Italia, delle contaminazioni all'interno delle case di riposo, inevitabili a un certo punto, però deprecabili per come sono state diciamo, affrontate o no. Sicuramente. Allora, la situazione nelle case di riposo sta diventando sempre più esplosiva, sono sempre più frequenti i casi di contagio, non c'è nessun territorio della nostra regione che sia immune da questa problematica e purtroppo siamo arrivati fortemente impreparati ad affrontare il virus all'interno delle case di riposo. Noi abbiamo tutti i familiari dei nostri iscritti che sono ricoverati, che ci chiamano molto preoccupati, impauriti per la situazione dei loro cari, anche perché non ci sono delle notizie trasparenti, chiare su quello che sta avvenendo all'interno delle case di riposo. I dati che sono quelli ufficiali che apprendiamo anche dalla stampa ci parlano ormai di una quarantina di decessi e di oltre 500 contagiati tra ospiti, anziani e tra operatori che sono fortemente colpiti, anche perché appunto il ritardo con cui si è affrontata la situazione nelle case di riposo fa sì che tutt'oggi non ci siano a disposizione sufficienti dispositivi di protezione per il personale che lavora nelle case di riposo, che sono fortemente a rischio. Quindi serpeggia paura e preoccupazione. Stiamo parlando di 30.000 anziani ricoverati nelle nostre case di riposo, la media di età è di 85 anni e per la maggior parte di questi sono persone che sono non autosufficienti, quindi non sono nemmeno nelle condizioni di difendersi e sono i soggetti che sono più fragili. Quindi è chiaro che quando il virus penetra in una casa di riposo rischia di fare veramente una strage. Per questo come sindacato abbiamo lanciato l'allarme ancora un mese fa e abbiamo chiesto l'intervento della Regione, perché è un tema che attiene alla responsabilità della salute dei cittadini e secondo noi le case di riposo devono essere trattate, assimilate a tutto tondo come una struttura sanitaria, quindi vanno affrontate con le dovute precauzioni, cosa che a tutt'oggi non è avvenuta. Ecco, ve lo chiedo a questo punto, allora voi, al di là di tutto, io ho interpellato alcune case di riposo, mi hanno detto fanno il possibile e l'impossibile, però quelli sono gli strumenti che hanno a disposizione, cioè miracoli non si riescono a fare. La Regione che cosa ha risposto? Cioè voi avete fatto questa istanza ben precisa a livello unitario e che risposta ha dato la Regione? Allora, noi abbiamo chiesto un incontro urgente alla Regione assieme alla Confederazione, CGIL, CISL e UIL. La Regione, l'assessora Lanzarin ha ricevuto la Confederazione, quindi Cristian Ferrari ha partecipato appunto a questo incontro. La Regione ha convocato con ampio ritardo e dopo diverse sollecitazioni. Aveva assunto degli impegni, tra questi c'era quello di costituire un tavolo permanente per monitorare
valutare e affrontare la situazione, l'evoluzione della situazione nelle case di riposo, a tutt'oggi, quindi dal 23 marzo, quando c'è stato questo primo incontro, a tutt'oggi noi non abbiamo avuto ancora una convocazione e la Regione non ha emanato delle direttive chiare e uniformi per tutte le case di riposo, sia pubbliche che private. Quindi c'è un po' una situazione fai da te. Noi stiamo interloquendo dove possibile con le case di riposo, con le ASL, però appunto abbiamo delle reazioni che sono diverse perché appunto non ci sono strumenti adeguati. La prima emergenza che noi abbiamo riguarda il personale. Il personale era già insufficiente prima, eravamo denunciato, e adesso con i contagi noi abbiamo una parte del personale che è stato colpito, quindi ovviamente è a casa, altro personale che è ammalato e questo crea un grandissimo disagio. Siamo preoccupati sia per l'assenza di infermieri ma anche per l'assenza di OSS, che è quel personale preziosissimo che nelle nostre case di riposo si prende cura della quotidianità degli anziani. Sono quelli che li puliscono, che li accudiscono, sono quelli che gli danno da mangiare. Noi abbiamo familiari disperati che ci chiamano perché ovviamente i familiari non possono andare a visitare, a trovare gli anziani e non sanno come i loro cari vengono accuditi. Abbiamo qualche casa di riposo nella quale è dovuta intervenire la Croce Rossa per sopperire alla carenza di personale. Quindi la prima emergenza è mettere in sicurezza il personale per evitare che sia fonte di contagio e che venga contagiato e quindi si crei una situazione ingovernabile. E bisogna fornirgli di dispositivi di protezione adeguati al rischio che corrono. La seconda cosa è fare tamponi a tutto il personale, fare tamponi agli ospiti ovviamente, e quando parlo di tutto il personale parlo anche di quel personale che è invisibile, delle cooperative che vanno a pulire le case di riposo, insomma, che sono figli di nessuno in questo momento, no? E che stanno rischiando con abnegazione insomma anche loro il contagio. Quindi dispositivi di protezione, tamponi a tutti e isolamento. Noi chiediamo che le persone che ci siano, cioè che le case di riposo si attrezzino isolando i casi di contagiati. Ecco, Sappiamo che è difficile perché alcune case di riposo sono vecchie, non hanno le strutture, ma questo va fatto di concerto con le ASL, no? Che devono intervenire perché non si può mettere in conto una strage, un'ecatombe, insomma, lì sono tutti soggetti molto fragili, se vengono contaminati, insomma, non si riesce a frenare, quindi bisogna assolutamente agire e agire in fretta, agire subito. Siamo in colpevole ritardo. Noi veramente abbiamo lanciato l'allarme anche ieri come sindacati dei pensionati unitariamente, abbiamo nuovamente chiamato la Regione alla responsabilità perché non si può, come fa il Presidente della nostra Regione, sostenere che le case di riposo non sono una responsabilità della Regione perché sono enti autonomi. La salute dei cittadini, anche se sono ricoverati in case di riposo, anche se non sono autosufficienti, è una responsabilità pubblica, è una responsabilità della Regione. Io ci vedo, guarda, una certa dose di cinismo anche rispetto a questo, siccome sono anziani, no? Possono anche morire. Ecco, io credo che non sia degno di una società civile. Noi, no, questa è la popolazione che ha creato questo paese, insomma, che ha dato tantissimo, sono i nostri genitori, sono i nostri nonni, noi abbiamo un debito di riconoscenza e assolutamente dobbiamo fare tutto il possibile per intervenire, per metterli in sicurezza. Per questo abbiamo chiesto l'intervento dei prefetti. Visto che la Regione non risponde, abbiamo chiesto ai prefetti di prendere in mano la situazione, di creare una task force nel territorio per fare trasparenza, per dire le cose come stanno, darci le informazioni che trapelano solo in maniera parziale per quanto riguarda la situazione dentro quelle mura e per affrontare assieme, quindi fare un tavolo con le ASL, con i distretti, con i sindaci che ne hanno responsabilità rispetto ai loro territori e alle case di riposo del loro territorio e assieme alle organizzazioni di rappresentanza sia del mondo del lavoro che appunto dei pensionati e degli ospiti.
per agire in fretta. Non c'è più tempo da perdere per una situazione che rischia veramente di diventare esplosiva per noi tutti. Quindi stiamo agendo in questa direzione. E poi c'è un altro tema, è un altro appello che noi abbiamo fatto alla Regione e alle case di riposo, che è quello della solitudine dei nostri anziani. Sì. È un tema che noi conosciamo bene e di cui ci facciamo carico anche come sindacato dei pensionati. Il fatto che appunto non sia nella maggior parte dei casi, non ovunque, perché abbiamo notizia anche di qualche casa di riposo privata in cui i parenti possono ancora accedere, e questo lo riteniamo molto pericoloso. Sì, è Però pericolosissimo. nella maggior parte dei casi appunto i parenti non possono accedere alla casa di riposo. Quindi gli anziani non hanno più contatti, si sentono abbandonati, si ammalano ancora di più, perché la depressione è un elemento molto critico per persone di quell'età e in quelle condizioni. Noi abbiamo chiesto che le case di riposo si adoperino e che la Regione agisca anche in questa direzione per fare in modo che ci siano contatti, che ci siano telefonate, che ci siano tablet, che i propri familiari possano stare vicini agli anziani, in maniera tale che ci sia anche appunto quella dimensione umana che è importante, preziosissima. Questa la chiamano la malattia della solitudine. Certo. Ecco, noi siamo a casa, sentiamo quanto sia pesante stare, avere delle relazioni filtrate e rarefatte. Possiamo solo immaginare cosa possa significare a un nostro caro che si sente lì, parcheggiato, abbandonato, anche in condizioni precarie, con tanta paura, e soprattutto a questo che si aggiunga la paura dell'abbandono. Oppure appunto che, come qualcuno ci dice, come se ci fosse una strategia per lasciarli morire. Ecco, noi tutto questo dobbiamo evitarlo. Credo sia responsabilità di una società civile, come collettività, agire rispetto a questo. E quindi noi abbiamo posto con forza a tutte le istituzioni, a livello regionale, ma appunto a livello dei prefetti, delle ASL e dei sindaci, chiediamo appunto che che si uniscano le forze, perché la situazione è effettivamente complicata, è oggettivamente complicata, però dobbiamo agire. Ecco, grazie mille Elena. Riprendiamo anche questo aspetto. Adesso abbiamo la pubblicità che incombe, quindi dopo la pubblicità io direi di agganciare Cristian Ferrari per la parte relativa ai lavoratori e poi ritorniamo con Elena Di Gregorio per quanto riguarda la solitudine nella situazione delle case di riposo, ma non soltanto, perché c'è anche la questione delle persone a casa anziane, sole, con le badanti o con badanti che vanno via, insomma, o non sono in regola, hanno difficoltà, ci sono tante altre problematiche. Quindi restate ancora con noi dopo la pubblicità.